Senatore Candiani, qui ad Agrigento oggi a sostenere la candidatura di Daniela Catalano, ma anche il supporto della lista. Cosa pensate di ottenere? Quale consenso pensa la Lega di ottenere ad Agrigento? Innanzitutto un consenso che consenta agli agrigentini di voltare pagina. Lo abbiamo visto e lo abbiamo capito fin dall'inizio, la Lega non è incline al compromesso, soprattutto quando al compromesso vengono sottomessi gli interessi dei cittadini. Abbiamo un programma molto preciso, un programma lineare che si basa innanzitutto sul territorio. Abbiamo una volontà che è quella, tramite Agrigento, di dare anche un esempio alle altre realtà della Sicilia e al resto del Paese. Amministrare da parte della Lega significa stare tra la gente, non stare sopra la gente o stare lontano dalla gente. Questo è l'impegno che abbiamo chiesto a Daniela Catalano ed è l'impegno che abbiamo con i nostri candidati. Impegnarci su un programma sostenibile, stare tra la gente e poi continuare con il gioco di squadra a livello regionale e a livello nazionale. Onorevole Tardino, anche lei qui oggi alla presentazione di Daniela Catalano da parte della Lega ad Agrigento. Sì, anche io qui oggi ad Agrigento per presentare non solo Daniela Catalano, la nostra candidata sindaco, ma la nostra lista. Oggi con noi c'è il nostro segretario regionale, il senatore Stefano Candiani, a dimostrazione del fatto che il partito tutto uno a compatto sostiene la nostra lista, sostiene il nostro candidato sindaco, ma la Lega c'è non solo nelle occasioni elettorali, e quello che dimostreremo poi con i fatti quando andremo ad amministrare la città, c'è anche con i fatti. Ci sarà perché cercheremo con Daniela di dare quelle risposte agli agrigentini che ad oggi non sono state date, con Daniela e con la squadra di assessori che Daniela creerà, ove gran parte spenderemo persone competenti che sono vicine ai nostri ideali. Assessore Samona, oggi qui ad Agrigento a sostenere la candidatura della Lega e della Catalano. Sì, sono qui come militante della Lega a sostegno della candidatura di Daniela Catalano. È una candidatura giovane, una candidatura che è il volto nuovo di questa città, contro logiche che sanno di vecchio e che ripresentano formule già viste del passato. Noi proponiamo una candidatura che nasce veramente dal civismo, dai cittadini, lo facciamo noi come Lega insieme a Fratelli d'Italia e insieme a tantissimi agrigentini ed agrigentine che credono in questo progetto. Daniela d'altronde ha un'esperienza consolidata come Presidente del Consiglio Comunale, dove si è fatta valere in questi anni, è un'esperienza di tante battaglie combattute e vinte, è quello che ci vuole per Agrigento. Intanto consentitemi un passaggio che non può che essere di ringraziamento, perché è un partito che rappresenta una percentuale ampissima, cioè il primo partito in Italia per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani, mi ha onorato del suo sostegno, un partito che si sta dimostrando di una serietà veramente fuori dal normale, che con determinazione si è messo a disposizione della città di Agrigento, ponendosi il problema di individuare una candidatura che, bontà loro, ritengono spendibile, ritengono fresca, ritengono nuova, ma anche con quella necessaria esperienza che chi vuole essere uno strumento per le pubbliche amministrazioni deve avere maturato. Io non posso che ringraziare per come sono stati caparbi e puri nel loro comportamento e nelle loro posizioni l'eurodeputato Annalisa Tardino, che rappresenta veramente la forza delle donne moderate e decise, Alessandro Pagano, il senatore, che in modo delicato ma sempre presente ha fortemente voluto questi connotati di candidatura, e il senatore Candiani che pur poco conoscendomi ha veramente preso l'intensità del messaggio che come identikit ricercato è stata a lui rappresentato, e ha sin da subito sposato una candidatura che ha sentito essere per il popolo e che oggi viene qui da Agrigento. È un deputato e un senatore particolarmente impegnato, è stato più volte sindaco, quindi conosce le realtà delle amministrative, e io sono onorata che un partito come la Lega voglia sostenermi e voglia mettere il proprio simbolo accanto al mio volto per la gente, con la gente, insieme a Fratelli d'Italia, che ci hanno parimenti onorato della loro vicinanza, del loro supporto, del loro sostegno elettorale, della lista con Daniela Catalano sindaco e di tutti gli agrigentini, perché è una candidatura per gli agrigentini, per la nostra città.